C'è una grande aspettativa su Gemona, quindi ho l'impressione che sarà ancora più imponente di quella di Conegliano. Nemmeno il tempo di archiviare il grande raduno alpino appena concluso a Conegliano, con quasi 100.000 presenze, che sale l'attesa per la prossima Triveneta in programma a Gemona del Friuli dal 19 al 21 giugno 2026. Già iniziate le prenotazioni nelle strutture ricettive e le richieste di terreni liberi per gli accampamenti. Si prevede, secondo le stime, che il prossimo appuntamento alpino superi abbondantemente le cifre viste a Conegliano. La macchina organizzativa curata dalla sezione ANA di Gemona in collaborazione con le sezioni di Pordenone e Udine già al lavoro per definire tutti i dettagli. Sfideranno le penne nere del nord-est, ma anche quei 15.000 volontari, qualcuno ancora in vita, gli altri saranno contattati discendenti, che nel 1976 raggiunsero volontariamente da tutte le sezioni del centro-nord Italia il Friuli, colpito dal terremoto, operando negli 11 cantieri ANA durante la ricostruzione, voluti dall'allora presidente Bertagnolli. Il tradizionale raduno del Triveneto, del terzo raggruppamento dell'ANA, e più abbineremo il raduno dei cantieri, formato da 101-102 persone, con un ingegnere, un architetto, il capocantiere, tutto organizzato e tutti autonomi, senza bisogno di gravare sui comuni, che non era possibile nella zona terremotata in quel periodo gravare sui comuni, quindi con un'organizzazione autonoma. E in più all'ANA nazionale è stato assegnato il contributo che il Senato degli Stati Uniti, 50 milioni di dollari del 76, sono stati gestiti dall'Associazione Nazionale Alpini, che ha fatto 7 scuole e 11 case di riposo e ha rendicontato tutto fino all'ultimo centesimo. Insomma, ecco, questa è stata una bella cosa.